Parla Napoletani. Iscriviti a questo canale e metti mi piace a questo video per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del Napoli. Il Napoli può finalmente accogliere il secondo acquisto di questa sessione invernale di mercato, dopo Pasquale Mazzocchi. Ahmed Junior Traoré è un nuovo giocatore del Napoli. Il suo contratto è stato recentemente depositato in Lega. Traoré arriva sostanzialmente per sostituire Elmas, trasferitosi in Germania, all'Ipsia, a inizio mercato. Può tornare utile soprattutto grazie alla sua grande duttilità, visto che può giocare sia a centrocampo che in attacco. Martedì 16 gennaio Traoré ha fatto visita a Villa Stewart ed evidentemente ha anche firmato il contratto con il club partenopeo. Di certo la sua ultima esperienza in Inghilterra, al Bournemouth, non è stata positiva. Le sue qualità sono però ben note al pubblico italiano, che ha già potuto ammirarlo indossando le maglie di Sassuolo ed Empoli. Con la maglia verdenera ha segnato 16 gol in 108 partite complessive. Mentre era in Inghilterra ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, anche a causa della malaria contratta negli ultimi mesi. Appena 10 partite in un anno solare, in Inghilterra è arrivato lo scorso gennaio, e 0 gol. Traoré arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Se il giocatore non verrà recuperato, gli azzurri dovranno pagare una certa cifra per il prestito al club inglese, che ancora non è nota. La conferma arriva dal sito della Lega, dove è possibile consultare il deposito del contratto concluso, che evidenzia come l'accordo sia stato firmato sulla base di un titolo provvisorio. In questo momento aspettiamo solo l'annuncio ufficiale, con il consueto tweet, da parte del presidente De Laurentiis. A meno di clamorose rimonte, però, l'Ivoriano non raggiungerà i nuovi compagni in Arabia Saudita, impegnati a prendere parte alla Supercoppa italiana. Sarà comunque a disposizione di mister Mazzarri per la prossima partita di campionato, contro la Lazio, il 28 gennaio, allo Stadio Olimpico di Roma. Qual è la tua opinione tifoso del Napoli? Buon rinforzo? Oppure no? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Grazie.